crescere. E sempre al Forum dei Giovani Imprenditori, Confcommercio presenta una ricerca sul mondo giovanile. Il profilo che emerge dallo studio è quello di una generazione che crede sempre nella famiglia, sogna ancora il posto fisso e per sfiducia si allontana sempre di più dalla politica. I dettagli in questo servizio. Un giovane su 2 sogna ancora il posto fisso e per quelli già inseriti nel mondo del lavoro sicurezza e reddito sono i fattori a cui attribuire maggiore importanza. Speranze che devono fare i conti con la realtà. Un giovane su 4 infatti è in cerca di occupazione, circa il 40% teme di non riuscire a farcela. Cresce la percentuale di coloro che aspirano ad un'occupazione autonoma, circa il 38%, segnale da una parte di una raggiunta maturità, dall'altra di una certa costrizione. Specie nel mezzogiorno il lavoro dipendente è una conquista troppo difficile. Per far carriera o svolgere il lavoro desiderato, i giovani sarebbero disposti a ridurre il proprio tempo libero, a trasferirsi a tempo indeterminato e circa il 30% a rimandare il matrimonio. Lontani e sfiduciati nei confronti della politica, i giovani chiedono però più meritocrazia. Pierluigi Ascani, presidente Format Ricerche. La meritocrazia, la possibilità di avere anche nella formazione sia scolastica prima che universitaria dopo più chance come del resto gli altri giovani negli altri paesi d'Europa. Eleonora Belviso per il GR2. E voltiamo